Carissimi amici, ditemi voi se io non devo andare a finire al manicomio. Si sono messi in testa, credetemi, che mi devono fare arrivare al manicomio. Non si nipoti più, non ti potevo più. Mi ha chiamato mia sorella e mi ha detto: Giacomo, ricordati che fra qualche giorno andavamo su sposa a figlia mia. E ho detto io: sorella, sì, non me lo dimentico, non ti preoccupare, stai tranquilla, perché ho dovuto comprare anche il regalo per tua figlia, perché una volta quando si sposava qualcuno una volta, si comprava il regalo e si portava a casa della fidanzata. Invece oggi, quando si devono sposare, fanno tutti la lista di nozze. Poi credetemi che a Reggio Calabria, Focurandi e Focumeo, quando fanno la lista nozze, credetemi, è più lunga da Salerno-Reggio Calabria. I calabresi sono così, Basta, sono partito e sono andato di nuovo da mia sorella. Quando sono arrivato lì, insomma, ci siamo scambiati qualche saluto, come stai, come non stai. Ma la cosa più eclatante quando sono arrivato non era proprio il matrimonio, perché mia sorella non è che mi ha detto che l'altro figlio, Rocco, doveva fare anche lui degli esami, perché si era preparato esternamente, doveva fare gli esami, si doveva diplomare. E me l'ha detto un po' così perché tempo fa è successo quello che è successo. Mi ha detto: senti Giacomo, dai, ma ti dico una cosa, oltre al matrimonio ti devo dire che c'è Rocco, che andavamo a farci l'esame. Quando mi ha detto che andavamo a farci l'esame, io tremavo, gli ho detto: sorella, tu sai benissimo a cosa io mi riferisco. Ma sai, dici Giacomo, stai tranquillo che questa volta mio figlio sarà bravo a presentarsi per gli esami. Va bene, ci dissi io, verrò a vedere e a sentire quello che fa tuo figlio. Speriamo bene. Basta, ci siamo presentati, mio nipote si è preparato e è andato a fare questi esami. Sapete benissimo che c'è la commissione, e poi quel giorno la commissione erano tutti uomini, non c'era una femmina, Focurandi e Focumeo. Mio nipote si è seduto, allora giustamente il direttore, non so, il presidente, gli ha detto: lei come si chiama? E lui ha detto: mi chiamo Rocco La Salma. Credetemi, c'erano i professori, avevano tutti le mani sulla cattedra. Quando hanno sentito la salma, non so perché, ma le mani sulla cattedra sono scomparsi. E allora in quel momento mi sono alzato perché già ero nervoso e ho detto: cari signori, toglietevi le mani dalle palle, perché mio nipote si chiama La Salma e non ha un'onoranza funebre, stiamo tranquilli, non incominciamo perché la giornata è lunga, gli ho detto. Basta, andiamo alle domande. E io tremavo come una foglia, tremavo. Il presidente della commissione gli ha fatto una domanda a mio nipote e gli ha detto, perché la prima domanda, carissimi amici, era in inglese, io tremavo. Gli hanno detto: I'm sorry. E lui cosa gli ha detto? Dai a mesoro? No, dice: a mesoro ce la stai a casa. Stavo morendo, ero diventato rosso, manco se mai una dato un peperoncino, quello calabrese, che me l'hai messo un culo. Stavo morendo. Gli hanno detto: I'm sorry, you speak English. Mesoro non dava pisce, mesoro, non ci va pescaria. Oh, coppole, cazzo! Cominciamo, gli ho detto a mia sorella, e questa è la prima. Passiamo alla seconda domanda. E non voglio dire altro. E io, sapete, tremavo. E gli hanno detto: che cos'è la valvola mitralica? E lui cosa gli ha detto? Ditemi voi cosa gli ha detto quando gli hanno detto la domanda: che cos'è la valvola traumatica, come come si chiama? La mitragliatrice dell'artiglieria. Oh, Focurandi e Focumeo, veramente qua ci volevano uccidere coppole, cazzo, non sai niente completamente. Cose dell'altro mondo. Basta, poi gli hanno fatto un'altra domanda, credetemi. Gli hanno fatto un'altra domanda di quelli proprio internazionali. Senti, dici, caro Rocco, un uomo, una donna, un bambino si fa male al piede. Secondo te,
Questo ragazzo in quale reparto d'ospedale deve andare? Ci si è fatto male il piede, lo sapete cosa gli ha detto? In pediatria, ma veramente ci volevano dire, ma coppole, cazzo. Non potevo più. Mi sono alzato, ho mandato a fanculo a tutti, ma facete un po' culo voi e tutti i sordi capiti. Ma non se ne può di più, ma veramente andiamo a mandare al manicomio. Stai morendo, non si faccia più così. Ma che cosa? Ma veramente non dai fortuna a questi nipoti? Ma per favore, avete vinto tutto, non mi cercate più che non ci faccio più coppole cazzo. Avaci da altri paesi, vi lascio e tante care saluti, ci vediamo alla prossima.